siamo a Bassano, la moto che fa casino. E stiamo andando verso Arsiè, Belluno, per andare a vedere un borgo abbandonato. Siamo partiti stamattina verso le 7:30. Poi siamo fermati a far colazione. Adesso siamo appunto a Bassano e abbiamo ancora una quarantina di minuti di macchina, poi arriveremo nella zona di Arsiè e per arrivare al borgo di Fumegai abbiamo circa un'oretta di camminata in montagna. Ecco, siamo arrivati a Rocca di Arsiè, siamo in provincia di Belluno e adesso ci incamminiamo lungo il ponte della Vittoria e poi continueremo la camminata fino a Fumegai, che è un borgo abbandonato. A dopo. If you find a God next to your girlfriend's bed, would it be hard to sort out your spinning head? Stop, don't say that dear, but you wanted him here. Stop, don't give him a clear. Take a picture of them. 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 Siamo sul ponte della Vittoria che si muove da morire quando passano le persone. Bello però questo posto. If you are afraid, don't be. I have the whole thing planned. We'll start in the ocean, baby. And when we find the land, we will be thankful to all of our friends. They didn't leave us, 'cause we got to. Abbiamo appena fatto la prima parte del sentiero per Fumegai. Per chi non è molto allenato come la sottoscritta, un po' dura, però dai, fattibile. Se l'ho fatta io, l'ho fatta chiunque. Adesso proseguiamo lungo questo sentiero, spero che si veda, metà a fuoco bene, e andiamo avanti verso Fumegai. Abbiamo fatto una piccolissima deviazione dal sentiero per Fumegai per scendere a vedere questo torrente, questa cascatina. Qua sotto si sta da Dio, ci saranno 20 gradi, che bello, una meraviglia. If you crash a car into your best friend's house, would you be quiet as what came out of their mouth? Stop, don't do it, I have been waiting for it. Stop, I knew it would come. If you find a God next to. Perché vedo la strada che dobbiamo fare che è tutta sotto il sole? Dove è finito il bosco? Stop, don't say that dear, that you wanted him here. Stop, don't give him a clear. Take a picture of them. Take a picture of. Lungo la strada per Fumegai abbiamo incontrato questo simpatico signore che stava lavorando nei suoi campi e questo spiega il suo déshabillé, e che molto gentilmente ci ha invitato nel suo giardino e ci ha raccontato un po' di storia e alcuni suoi personali ricordi del borgo che lui conosce fin da bambino.
Sunday sitting on your back porch, and I came on with a couple of chords, and I played for you. You let me keep you entertained with stories I exaggerate that you know aren't true. And as you sit there making daisy chains, and I throw in a hand grenade and tell you how it is, I really feel for you. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again. And I can't keep it to myself, can't spell it any better, L-O-V-E forever. I hope you'll know that I'm sending a postcard. I don't care who sees what I've said, or if the whole world knows what's in my head. Stiamo così esplorando le case qua di Fumegai. Mi scuso per il mio stato pietoso, ma è stato veramente un po' impegnativo arrivare qua, però ne è valsa la pena. Il posto è tutto sommato ben conservato, da quello che siamo riusciti a capire. Era un piccolo borgo che è stato abbandonato proprio per la scomodità della sua posizione a un certo punto, e di preciso non so in quali anni pare che sia stato preso come abitazione da una comunità hippie che poi anche loro sono andati via e adesso è rimasto tutto abbandonato. Abbiamo già visto 2 o 3 casette, adesso qua dietro ce n'è un'altra lì, e credo che sia tutto qua. Adesso vediamo. But then Monday always comes around, and it's sad cause I can't see you now. I want you to know you're always in my head. I'm sending postcards from my heart with love for a postmark, and then you'll know that you make me feel like we've been caught like kids in the schoolyard again. And I can't keep it to myself, can't spell it any better, L-O-V-E forever. I hope you'll know that I'm sending a postcard. I don't care who sees what I've said, or if the whole world knows what's in my head. Questa botola qui, vediamo se riesco a riprenderla più da vicino, eccola qua. Era in molte case vecchie quando non c'era il frigorifero e serviva per conservare i cibi, per mantenerli più a lungo. Ecco, abbiamo lasciato il borgo di Fumegai, abbiamo iniziato a tornare indietro verso Arsier, verso Rocca di Arsier, dove abbiamo lasciato la macchina. E spero che questo giro con noi vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e basta, alla prossima. Ciao! Sempre più distrutta.